Don Rafael, intanto auguri per questo nuovo impegno, sei il più giovane del Consiglio, ma hai anche una lunga esperienza nella pastorale giovanile. Sono il cuore dell'impegno dei Salesiani, quindi è un impegno importante. Quali giovani hai davanti agli occhi, nel cuore in questo momento? In questo momento soprattutto i più poveri, perché è questa l'area dove mi sono svolto sempre come salesiano. Sin dalla mia formazione ho lavorato sempre con i ragazzi di strada, con i ragazzi che appartenevano ai gruppi criminali nella mia nazione o a quei ragazzi che sono stati sfollati per diverse ragioni come la violenza per esempio, e quelli li porto in cuore, ma è vero che adesso come consigliere porto tutti i ragazzi che sono i destinatari della nostra missione. Si è parlato qui al capitolo e si è deliberato intorno alla necessità di seguire quelli che sono più in difficoltà. Ci sono difficoltà materiali e difficoltà immateriali. Ecco, come affrontare queste due entità tra i giovani? Da molti anni la congregazione salesiana è consapevole che accompagnare i ragazzi nelle difficoltà non materiali e spirituali è anche la nostra missione, perché è una sfida del mondo odierno. Ma anche negli ultimi 60 anni in tutta la congregazione si è sviluppato questo servizio per i giovani in situazione di vulnerazione ed esclusione sociale, vulnerazione dei suoi diritti. Allora i salesiani abbiamo capito che tramite la nostra istituzionalità possiamo offrire la restituzione dei diritti, e questo rende questo lavoro un vero e autonomo settore dentro la missione salesiana. Quindi, in sintesi, possiamo dire che il sociale è trasversale a tutti i settori: la scuola, la parrocchia, le università, gli oratori. Tutti hanno questo sguardo sociale, ma c'è un settore che anche risponde a una legislazione nazionale e internazionale autonoma, che è quella di lavorare con quelli che hanno perso o si sono visti in situazioni di difficoltà e sono messi in rischio nei suoi diritti umani. Quindi il nostro dovere è accompagnarli a restituire questi diritti e a programmare la propria vita secondo la visione del Vangelo. Una frontiera, ma ormai superata da tempo, nel capitolo 29, è quella del rapporto con i laici. Immagino che per le opere sociali, per gli aspetti educativi, ci sia bisogno di una bella collaborazione tra i salesiani, i consacrati e i laici. Come potrebbe svilupparsi ulteriormente questa realtà? Assolutamente sì. Guarda, tradizionalmente la formazione dei salesiani, i religiosi salesiani, è stata molto centrata, focalizzata sulla scuola, ed è bello questo perché è un grande patrimonio che abbiamo costruito nella congregazione dai tempi di Don Bosco. Ed è chiaro anche che, per esempio, per le opere sociali sono stati alcuni salesiani in mezzo a moltissimi laici e laiche che hanno portato avanti queste proposte e che anche ci mettono delle sfide per accompagnare i ragazzi più bisognosi, cioè rendere sempre una CEP, una comunità educativa pastorale, che possa lavorare con i laici, renderla sempre più efficace. Vuol dire che dobbiamo trovare sempre la nostra identità carismatica verso l'identità dei consacrati e dei laici. In mezzo a questi giovani si auspica ci siano delle vocazioni anche a un servizio a tempo pieno. Come farlo crescere questo aspetto? Guarda, è il tema centrale per il prossimo sessennio. Come scoprire la dimensione vocazionale della pastorale giovanile per far trovare ai ragazzi il loro posto nella società e nella Chiesa. E qua il tema della vocazione è aiutarli, accompagnarli, camminare con loro per trovare Gesù Cristo, per trovare se stessi in un programma vero di vita, che possa essere davvero consapevole con i propri desideri. E dopo di questi alcuni saranno chiamati alla vita sacerdotale, alla vita consacrata o a una vita apostolica, essendo anche un laico, un padre, una madre di famiglia. La cosa più importante è che dobbiamo sviluppare insieme questo proposito di far riscoprire la propria vocazione in una società dove forse
l'impegno con un programma di vita a lungo termine non sembra essere la cosa più importante per le persone. Grazie. Grazie a te, Antonio. Interessante.